Buon pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Gendoso qui per commentarvi la 17ª giornata di Serie D Girone B di Palermo che vede affrontarsi Palermo Futsal Club e Oratorio San Vincenzo. Le squadre sono quasi schierate in campo, in realtà i padroni di casa lo sono già e vediamo immediatamente delle novità, perché sicuramente Danilo Alario parte dal primo, dunque panchina per il capitano e miglior marcatore stagionale Vito La Fiura, poi completano il quintetto Calì tra i pali, preferito quest'oggi a Gianluca Perdichizzi, Lorenzo Chinnici, Luca Vivarelli e Alessio Leto. Adesso cerchiamo di capire anche quale sarà il quintetto iniziale dell'Oratorio San Vincenzo. Sicuramente vediamo la Grassa, vediamo anche Cangemi, poi con la numero 11 Di Mariano che dunque agirà come pivot e poi come laterale mancino vediamo Russo. Adesso cerchiamo di capire anche il portiere, dovrebbe essere Prestigio, come adesso vediamo anche conferma, non appena ci aiuterà con il numero, quasi ci ha sentiti perché si è girato e dunque confermiamo che tra i pali c'è Umberto Prestigiacomo. Dunque il fischietto di oggi è il signor Francesco Armanno, un arbitro molto esperto per questa categoria, dunque un fischietto importante per il match tra la prima della classe Palermo Futsal Club e la quarta in classifica, ovvero l'Oratorio San Vincenzo, che oggi sicuramente regaleranno un grande spettacolo. Oggi inoltre è la prima volta in casa in campionato che i rosanero del presidente Pazzaglia tornano a giocare, perché ci sono state 2 partite dopo la promozione in C2, la prima la trasferta in campionato contro il San Gregorio Papa vinta e poi il pareggio con il Real Sicilia in Coppa Trinacria. Dunque questa invece è la prima in casa in campionato, chiaramente dopo la promozione. Nel frattempo i giocatori stanno continuando il loro riscaldamento, noi nel frattempo vi regaliamo anche il nostro scoreboard. Oggi c'è una brutta assenza in casa Palermo, perché l'assenza all'ultimo minuto di Gabriele Gennaro può essere una brutta novità in casa rosanero. In realtà è tornato anche nelle scorse partite Danilo Alario, che oggi guadagna anche la possibilità di agire dal primo minuto. Dunque ha detto un po' tutte le statistiche, continuiamo dicendo che il Palermo è il miglior attacco e la migliore difesa, ma nel frattempo inizia anche la sfida con Russo che subito regala un grande dribbling che cerca con la punta la porta, poi Calì respinge e dopo 5 secondi la prima occasione della partita è subito di stampo biancazzurro. Dunque dicevamo Palermo Futsal Club che è il miglior attacco e migliore difesa di questo campionato, con 68 reti realizzate, 32 invece quelle subite. Dall'altra parte invece l'Oratorio con il quarto miglior attacco e quarta migliore difesa. La posizione in classifica è anche quella del quarto posto, dunque un numero abbastanza ridondante. Intanto Vivarelli cerca il pallone di ritorno verso Leto, si può appoggiare da Chinnici, la pressione è molto alta di Di Mariano, poi Chinnici, ruleta sulla Grassa, poi Alario non compie il movimento che forse il 10 stava cercando, si inserisce adesso Chinnici per Leto di prima, secondo palo e Alario con il destro, la parata di Prestigiacomo, ma risponde anche il Palermo Futsal Club. Alario per Leto che cerca la porta, non la trova, però abbiamo visto già in appena un minuto 3 occasioni, 2 per il rosanero, 1 per i biancazzurri. Vediamo se ci sarà uno schema, uno classico di Mister Gentile, che come sappiamo è un allenatore che tende tanto a regalare questi schemi. Vivarelli, le finte, Russo non abbocca, 2 volte finta, ancora con il destro, poi va sul mancino, perde forse qualche tempo di gioco, viene fermato, tacco di Di Mariano, poi Vivarelli con la punta, Alario, buono il suo dribbling, suola, punta, e poi Prestigiacomo. È una sfida personale tra i due, la rabbia di Danilo Alario. Alario alza il pallone, buono qui il tocco di Vivarelli che va sul mancino, può calciare, ci pensa forse un attimo, poi viene portato verso l'esterno, il passaggio non è ottimo e dunque l'Oratorio riconquista la possibilità di andare avanti. E dunque il Russo sul punto di battuta. Nel frattempo vogliamo anche evidenziare il bellissimo striscione del Palermo Futsal Club con Grazie Ragazzi C2, con lo scudetto chiaramente al di sotto della scritta. Palermo che infatti il prossimo anno giocherà il campionato di Serie C2 con grande merito dopo aver vinto questo campionato, avendo perso soltanto una volta contro il No Camp Capaci. Intanto il tunnel di Di Mariano, buona la palla, Alario intercetta, poi Chinnici, c'è l'inserimento di Alario, Chinnici non lo serve, preferisce tornare dietro da Alessio Leto che
Oggi è una brutta chance anche per lui, in corso anche in previsione soprattutto delle prossime gare. Ricordiamo quella di Coppa contro il Futsal Club Monreale, semifinale di Coppa, poi la vincente andrà ad affrontare la vincente della sfida tra Altofonte e Real Sicilia. Tanto Chinnici va sul sinistro, poi l'imbucata, non era una brutta idea questa. Poi Cangemi, sempre molto tecnico il taglio alle spalle, la sblocca l'oratore San Vincenzo, palla geniale da parte di Cangemi e gol. E poi Di Russo che fa un cuore verso la telecamera, sblocca il risultato 0-1. Ma quindi in svantaggio la capolista, con Chinnici che si sta spiegando con Leto, forse per qualche movimento non andato al meglio. Nel frattempo è una festa qui al Tocio, perché vediamo anche palloncini rosa e nero con le bandiere pure per festeggiare il primato e la conquista, ricordiamo, vale la pena ricordarlo, del campionato di C2. Intanto Alario si scontra con Cangemi, tacco di Leto, allora non passa, poi la Grassa, buona qui nel suo scatto, c'è in mezzo il compagno, palla con l'esterno, Chinnici intercetta tutto e poi va sul sinistro, c'è l'inserimento di Alario dall'altra parte, lo serve ma sbaglia, c'era forse Vivarelli messo meglio, Cangemi avanza, allarga Leto 2 volte e poi palla direttamente su Calais. Alario, tocca Cangemi, poi Russo in questa insolita posizione difensiva, scarica attacco di Mariano, ancora Russo, la palla termina fuori, ma come gioca bene questo giocatore. Ricordiamo classe 2005 Russo, ma gioca quasi come un veterano, una personalità che chiaramente va evidenziata, perché è anche un po' strano vedere un nel 2005 giocare così con questa classe e qualità. Sarà calcio di punizione con Vivarelli che adesso scarica verso il 10 Lorenzo Chinnici. Vediamo se ci sarà qualche cambio, perché già su Gione si sta riscaldando, così come Corona. Vediamo anche in quale posizione Alessandro Corona potrebbe subentrare, forse come laterale, vediamo. Tanto Alario va sul mancino, tiene bene il campo qui. Chinnici, c'è spazio verso Vivarelli, finta con il destro, va col mancino, può concludere, poi invece il taglio verso Alario, non è una brutta idea. Forse poteva anche per concludere. Leto vince il rimpallo, scambia per Vivarelli e la pareggia il Palermo Futsal Club. Palla geniale di Alessio Leto che serve il compagno, che porta vuota, aggancia e poi spedisce in rete 1-1. Esultanza anche dell'immancabile Filippo Alario, direttore commerciale dei Rosanero. Qui ottima la riconquista di Leto, che come sempre fa vedere che in fase offensiva comunque tende sempre ad aiutare anche dietro, e qui ha fatto un contrasto utile. Intanto Alario con Cangemi, quindi l'esperienza del 20, e poi ancora una volta Alario, questa volta commette fallo. La Grassa, palla in verticale, vuole girarsi Di Mariano che invece alla meglio, poi è rimasto giù Di Mariano e poi Chinnici dice al compagno di gettare il pallone fuori. Bellissimo gesto di sportività per il 10 con il suo scontro con Di Mariano, anche un tutore abbastanza vistoso al ginocchio, dunque quella è stata la preoccupazione probabilmente. Palla restituita dalla Grassa, dunque gara comunque molto corretta, si è visto anche da questo gesto da parte di entrambe le formazioni di fermare immediatamente il gioco e poi restituire il pallone per ringraziare. Intanto Alario ha lo spazio, ma si fa sul sinistro, lo fa adesso, calcia Alario e nel respinto, poi Chinnici oggi è abbastanza in palla Danilo Alario, sa che oggi è un'opportunità incredibile per lui, ma non soltanto per quest'anno, ma forse anche più per il prossimo, per l'anno che verrà. Vivarelli col mancino prende in pieno Alario, poi Cangemi, c'è il taglio alle spalle da parte di Russo su Vivarelli che è molto veloce, poi Leto rischia tanto, Cangemi la tocca, Chinnici, Alario guarda la porta, cerca di scaricare sul compagno, forse ha perso un tempo di gioco, in questo caso il numero 18 che poteva fare qualcosa in più, però ancora una volta grande lavoro di Leto. Chinnici, Vivarelli aggancia con la suola, finta, va sul sinistro, il blocco, calcia, palla fuori, però Vivarelli sta riscaldando il suo mancino.
Fuori intanto Vivarelli, dentro su John, uno dei più attesi di questa partita, perché chiaramente poi ci chiederete e noi vi rispondiamo subito, perché su John la gara di andata ha realizzato un poker. Cangemi, la Grassa, ancora verso Cangemi, Russo, c'è il taglio di Di Mariano, vediamo se va verso il centro del campo, infatti fa così, la Grassa 1-2, Russo, e poi l'ultimo tocco è dello stesso numero 10 con Sujan, che non riesce a fare sbattere, intanto Corona fuori alario, dunque giocherà come pivot, e poi dentro anche Billy Terry per Leto. Cambia tutto Mister Gentile, 3 cambi, un po' insolito da parte sua. Solitamente calibra i cambi, questa volta invece ha dovuto cambiare quasi tutto. Chiaramente l'obiettivo è stato già raggiunto. Billy Terry recupera il pallone, poi Cangemi, un po' troppi errori forse in fase di impostazione. Russo. Tacco. Cangemi, però ha fatto anche un grande assist. La Grazia. Sbaglia il tocco, Chinnici, Corona di prima verso Chinnici, poi il taglio per Sugione, potrebbe cercare il secondo palo, cerca invece la porta. Palla troppo alta, cerca un altro cambio. Questa volta per l'oratorio, fuori Di Mariano, entra invece Gaetano Catanzaro, che vediamo dove si schiera. Sembra laterale, con Russo, versione pivot. Cangemi. La Grassa, pressione timida di Sujon. Intanto siamo arrivati al minuto 9 di gioco. Cangemi vede l'inserimento del compagno, ma non lo serve saggiamente. Vede che, visto che era una chance anche abbastanza complicata da poter far arrivare. Intanto Cangemi. Catanzaro appena entrato, è fresco e si vede. Cangemi. Esce Corona, bravo qui nel suo intercetto. Poi Chinnici si allarga lo stesso Corona, vediamo se viene servito. Chinnici va verso il centro del campo, si inserisce adesso su John, allarga il gioco. Billit che torna dopo qualche assenza nelle ultime partite. Vediamo come ritorna in campo lui, che è stata una tripletta fondamentale contro l'Iccarense, che ha contribuito. Corona va sul mancino, poi cerca il compagno in mezzo, buona idea di Corona, palla non è passata, però ha fatto un buon lavoro anche quell'88. Su John c'è Chinnici piuttosto largo, riceve adesso, guarda la porta, può calciare, prende Cangemi, un po' troppo spazio. Su John va sul sinistro, presta in gioco ma respinge, poi Billy in respinta su John col tacco molto elegante. Corona, vediamo se sceglie il mancino, vada su John, palla incollata al piede per il numero 8. Poi Billy Terry, Chinnici va incontro Billy Terry, ancora Chinnici sceglie la velocità, va sul destro ma potrebbe rientrare sul mancino, va sul fondo Chinnici, poi cerca un tocco, viene fermato, si riparte con la Grassa. Billy Terry intercetta, buono questo lavoro. Chinnici guarda la porta, vediamo se calcia, apparecchia per Sujon che prova a piazzarla, poi la palla rimane lì, Billy Terry aggancia, punta, palla fuori. Sta crescendo l'intensità del Palermo Futsal, comunque 1-1 nel risultato. Poi lascia il campo. In questo caso la Grassa. Cangemi, palla imbucata per Russo, va giù, scontro con Chinnici ma si continua, poi lotta ancora, palla che rimane lì, Catanzaro cerca la porta, prende però il banner pubblicitario. Palla fuori, dunque rimessa dal fondo con Peppe Calì, che oggi è stato scelto al posto di Perdichizzi, che invece ha parato nelle ultime 2 di campionato, anzi 2 stagionali, contro il Real Sicilia, l'ultima ma anche la penultima, affrontando il San Gregorio Papa. Cangemi salta Corona, poi su Gione viene saltato un po' troppo facilmente, poi il passaggio verso Russo, una fucilata quasi, con lo stesso Russo che infatti dice al compagno forse di scaricare con
passaggio un po' più debole probabilmente. Sujon, Kinnici escono benissimo dalla pressione. Sujon ancora allarga per Corona, poi il tocco ed è fallo. Bravi. Anche giallo per Sujon. Poco più profondo, così non la deve stoppare qua, non ha bisogno di stoppare. Toccata con il braccio Sujon in questo caso. Scelta un po' fiscale, forse da parte del direttore di gara, però corretta. Kangemi. Vedo bene in partita Corona comunque. Pressione alta di Sujon che prova a pressare il suo avversario. Poi chiama il raddoppio, Mister Gentile si complica tanto la vita, ma riesce comunque Va bene. ad allontanare il pallone, palla va poi in rimessa. A destra, P. Non uscite, raga. Più di 2 metri, Stefano. Kangemi scarica sul compagno, adesso palla di ritorno ancora per il numero 20. Poi palla ancora per Cali che esce ed è calcio di rigore. Forse qua qualche dubbio in realtà, perché Cali sembrerebbe essere andato sul pallone. Stefano, mi dici Però che è quello che gli dice Lorenzo, dice come c'è a finire. questo russo si è preso il pallone, probabilmente sarà lui a calciare questo rigore, potrebbe avere la possibilità di andare sul 2-1. Buono il taglio comunque alle spalle del difensore. Nel frattempo Perdizzi dice qualcosa a Cali, questa è una bellissima immagine dei due a colloquio con Cali, che infatti sta ascoltando ciò che dice il compagno, sa bene l'esperienza di Perdizzi, portiere che non ha bisogno di presentazioni, un curriculum molto molto importante con categorie decisamente più alte rispetto alla Serie D. E Russo contro Cali, ma Russo che calcia, sceglie la potenza, batte Cali ed è 1-2. Nel frattempo si riscalda forse l'uomo più atteso di quest'oggi, Vito La Fiura, miglior marcatore stagionale dei rosanero, sta iniziando il suo riscaldamento e adesso probabilmente lo vedremo in campo, forse per Corona. Il ruolo chiaramente è quello, ma vedremo se effettivamente sarà questa la decisione da parte di Mister Gentile. Intanto su John per Kinnici, palla alzata per Billiteri, l'anticipo di Kangemi. Rischia tanto nel suo passaggio. Poi Kinnici ferma il suo avversario, Corona. Ancora Kinnici, si ferma. Poi taglio col mancino verso su John che viene anticipato. Poi Russo, punta Billiteri, non si salta Billiteri. Saltato nel frattempo Kinnici 2 volte, palla in mezzo su John. Poi Kinnici, Corona. Su John, si ferma Corona, forse un colpo ricevuto, poi palla ancora sulla velocità Russo. Aveva capito tutto in anticipo. Quanti sono? 3-2. Sarà rimessa laterale dunque per l'Oratorio San Vincenzo. 1-2 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi, ma siamo sicuri che ci seguite fin dalle prime battute, perché questa è una gara che chiaramente merita tanto. Prima della classe contro la quarta. Kangemi. Kangemi, palla di ritorno, chi diceva ha capito tutto. Questo scambio con Catanzaro. Billiteri adesso un po' troppo offensiva forse l'Oratorio San Vincenzo, con ben 3 calciatori che erano sopra il centrocampo. Su John, Kinnici, c'è il taglio di Billiteri, torna anche Corona. Kinnici torna dietro però da su John, allarga Billiteri, libera le maglie, poi palla sul secondo, palla allontana la difesa, poi Billiteri ancora, Corona, palla sempre di ritorno, Billiteri può puntare Kangemi, sceglie però di non fare questa giocata. Corona va a centrare, l'anticipo netto da parte del suo avversario che poi si autolancia, salta pure Calè, la palla termina fuori, poi Kinnici un po' contrariato e dentro la Fiura, fuori Corona. Questo vedremo probabilmente su John e Billiteri come laterali, Kinnici centrale e la Fiura lì davanti.
a battagliare con Cangemi, subito aggancio delizioso da parte del Leone rosanero. Oggi privo però di Gabriele Gennaro. E questa sicuramente è un'assenza importante in casa Palermo. Su Jean per Billitteri, palla sbagliata da parte del numero 8. Tempo la Fiora guarda la panchina, quasi a dire al mister come dobbiamo risolvere questa situazione. Al momento il risultato non favorisce il rosanero. Poi nel frattempo mister Gentile chiama un cambio perché Billitteri dovrebbe lasciare il terreno di gioco in favore di Diego Alario. Billitteri, dribbling rischiosissimo di Billitteri, ma è molto rapido. Sciavella meglio Billitteri con Russo, si complica tanto la vita il numero 4, riparte Russo che è velocissimo, allarga il gioco per Catanzaro, secondo palo, aggancio di Cangemi molto complicato, palla fuori, ma che recupero ancora di Russo. Fuori Billitteri, dentro Diego Alario, vediamo come si comporterà il numero 21. Per lui poche chance quest'anno, complice anche un infortunio, soltanto 3 partite giocate. Chinnici su John, cioè il taglio di Alario non viene servito su John, va da Chinnici che non si è girato dal verso giusto. Frattempo pronto al cambio anche Vivarelli, forse per Sujonne o magari al posto di Chinnici, che sembra un po' stanco, però in quel caso bisogna capire anche chi può andare come centrale, perché la Fiora può giocare sicuramente come centrale, però poi si andrebbe a creare un altro problema, ovvero chi gioca come pivot. E l'assenza di Gennaro è anche un po' difficile. C'è chiaramente Alario, ma Danilo. Vediamo, intanto Diego Alario verso la Fiora, c'è il taglio del compagno, ancora la Fiora va sul sinistro, viene fermato, poi Alario va ad anticipare, cade su Presti Giacomo. Tutto regolare chiaramente. Chinnici. Vivarelli è entrato al posto di Sujan e dunque rimane Chinnici come centrale. Palla imbucata, sbagliata perché Cangemi ha la meglio, poi perde qualche tempo di gioco. La Fiera infatti riesce a ritornare in posizione. Dribbling ottimo di Catanzaro che salta anche la Fiora. Catanzaro per Russo, palla ancora col mancino, batte nuovamente Peppe Calè ed è 1-3. No, si può visto il braccio così, mi preoccupavo. No, lui ha fatto col braccio così. L'ho visto pure. Adesso si complicano Io morivo. le speranze di Rosanero. 1-3 risultato dentro casa, probabilmente non il risultato migliore per festeggiare la promozione. Nel frattempo dovrebbe aver preso posto anche Culotta come centrale al posto di Cangemi. Nel tempo c'è problema alla rete perché Tuttavia sta controllando, dovrebbe esserci forse un buco. Nel frattempo si torna dunque a centrocampo con la Fiora sul punto di battuta. Chinnici, Luca Vivarelli ha avuto una chance calciando con il suo sinistro ma non ha trovato la porta. Vivarelli, Chinnici allarga verso la Fiora che guarda la porta, poi apparecchia su Chinnici che potrebbe creare qualcosa. Vediamo la Fiora ha l'ario di prima, non una brutta idea, però forse poteva fare meglio. Poi la Fiora ferma Russo, commette fallo, cartellino giallo. Poi un componente della panchina si arrabbia un po' con la Fiora. Anche c'è un cartellino giallo anche in panchina.
lo so che non vuoi, vieni. Ma forse cambio, fuori la Fiora. La prossima non scazzo, io so. La prossima non fuori. Non si sta mettendo fuori. Non voglio le fai fuori. Io so che Dentro Danilo Lario. Qualche protesta forse inutile, una gara molto corretta in realtà. Fallo di La Fiora. Se l'ha mandato soltanto in realtà il membro della panchina della Tora San Vincenzo, che è molto corretta in realtà, non sembrava brutto fallo sicuramente di La Fiora, però non un fallo, cioè non sembrava sicuramente volontario, comunque non per fare male, questo sicuramente. Tanto culotta Catanzaro, poi Vivarelli cerca di intercettare con il petto, ma molto complicato. Al tempo la carica di Calè che dice ai compagni di giocare e di non pensare né al risultato né alle inutili probabilmente provocazioni. Nel frattempo in campo entrambi i due Alario, dunque per la prima volta in stagione sia Danilo che Diego sono contemporaneamente sul terreno di gioco. Vivarelli cerca Diego Alario, Vivarelli 1-2, scivola però. Perché non mi entra in testa sta cosa del muro e del blocco, ragazzi? Qual è la difficoltà? Fallo laterale, dobbiamo fare Poi chiama il timeout mister Di Francisci, vuole probabilmente sistemare qualcosa a Alario, intercetta bene il pallone, poi si gira con il tacco, vede l'inserimento del fratello, non è, viene servito, poi Alario ancora, forse l'ultimo tocco, no, non è cioè meglio il suo ultimo tocco, dunque palla per l'Oratoro San Vincenzo, però viene chiamato anche un piccolo timeout. Il risultato ricordiamo di 1-3, ma si può vedere benissimo anche dal nostro scoreboard. Nel frattempo anche lì qui a caricare i suoi compagni. concentrati, perché appena è fallo laterale dobbiamo Cioè, fare non vuole perdere la partita, perché è vero che il risultato del campionato è stato già acquisito, però comunque bisogna concludere il proprio cammino in casa, perché ricordiamo questa è l'ultima dentro casa della stagione per i rosanero. Bisogna sicuramente salutare il pubblico con una vittoria, questo è probabilmente l'obiettivo di mister Gentile. appena va falla laterale ora dobbiamo giocare a pensare, ragazzi, dobbiamo spremere, va bene? Anche perché non giocano, si fermano là, ok? Pressare Nel frattempo devo tenermi che è un sempre po' di ghiaccio per Calì. e lo porto. Se lui taglia, io mi devo andare a rimettere di nuovo in mezzo, sempre il giocatore, io da difensore devo stare sempre in mezzo, l'avversario e la porta. Nel frattempo si ritorna in campo, quindi con il fischio del signor Armanno. Diciamo dunque nella gara di andata 4 reti per Sujan, poi 1 per la Fiora ed 1 per uno che è assente quest'oggi, ovvero Francesco Catania. Probabilmente però starà seguendo la nostra diretta e noi chiaramente lo salutiamo. Chinnici di testa. Vivarelli. C'è largo Alario. Fata Chinnici, palla in cassaforte. C'è il taglio per Vivarelli, una buona palla, la scucchiaiata di Danilo Alario, un'idea non male. Poi Russo a Alario, conquista ancora il pallone, sta lottando tantissimo, tiene pure in campo poi per un momento. Culotta la meglio, palla ancora in orizzontale, Culotta. C'è largo Russo, viene servito in questo momento. Qua devi chiudere il centro. Poi Culotta si complica tanto la vita, Calì blocca e fa ripartire Chinnici. Rientra ancora Chinnici, apparecchia per Vivarelli, palla non sbagliata di Chinnici, però forse un po' troppo profonda questa volta. Ma sempre un quintetto molto giovane per il rosanero, perché vediamo 2 2005 come i fratelli Alario, 2001 come Luca Vivarelli, poi chiaramente Lorenzo Chinnici alza un po' l'età. Dopo si riscalda Scozzari, che potrebbe fare il suo ingresso, per lui un gol nella sfida contro il San Gregorio Papa. Fa un'ottima partita. Chinnici. Alario per Vivarelli che si gira vicino al direttore di gara, subisce fallo, calcio di punizione, minuto 27 di gioco, 1-3 il risultato. Vediamo chi batterà la punizione, potrebbe battere lo stesso Vivarelli, poi il Russo si sta
confidando con direttore di gara, forse voleva Lore, vieni al centro, Lore. dire che non è stato Uno fallo. al centro, qua. Molto vicino però il Occhio, signor devi prendere Armando la palla. chiama il calcio di punizione. Abbassati, Lore, la devi ricevere, Lore. Abbassati, abbassati. Gira. Chinnici, Luca, dove va? Alario. Vivarelli potrebbe concludere, scarica su Diego Alario, poi Danilo Alario con la punta, Luca. tiro con poche pretese. Russo adesso ha abbassato un po' il suo raggio di azione. Palla centrale per Catanzaro in mezzo a due, rubano palla, poi Alario, il palo interno, tanta sfortuna adesso per lui. Erano stati molto bravi sia Danilo che Diego in questo caso ad intercettare e rubare il pallone in avanti, pressando altissimi. Poi Danilo ha preso il palo, in questo caso sulla pressione con il fratello Diego. Vivarelli, Alario. Ancora Vivarelli, Alario vuole girarsi, va sul destro e Culotta qui lo stende. Sta facendo una grandissima partita Danilo Alario oggi. Meriterebbe probabilmente il gol. Vediamo chi batte, perché Vivarelli ha quel pallone tra le braccia, però se lo prende Chinnici adesso. Da lì forse servirebbe calciare con potenza in maniera diretta, probabilmente senza nessuno schema. Da lì potrebbe esserci un calcio di giocatore come la Fiora, però chiaramente in panchina, quindi forse va Lorenzo Chinnici, lui che è un mancino molto preciso. Dani, uno, Diego, allarga, di qua, allarga. Luca. Va Chinnici, ma potrebbe esserci anche uno schema. Apparecchia per Alario che calcia sopra il portiere, poi Chinnici ancora Diego Alario vuole con il destro l'occasione, poi Chinnici viene fermato, Vivarelli rischia tanto in mezzo a due, ne esce quasi benissimo perché la palla termina fuori, poi si infuria anche Peppe Calè che chiamava al compagno il tocco più indietro, ma non è stato accontentato. Russo calcia col mancino, palla fuori. Avuto 30 di gioco, ma qualcosina si recupererà perché ricordo è stato anche un time out, oltre che chiaramente 4 gol, quindi con calcio di rigore. Almeno fino al 31 si giocherà, poi chissà se il titolo di gara non ne riterrà magari necessario altro minutino, ma vediamo. Vivarelli, scivolata decisa di Catanzaro. Va giù Luca Vivarelli, tutto regolare, ed è rimessa anche per l'oratorio, però buono qui il dribbling, forse al centro del campo, Chinnici, c'è ancora spazio per attaccare, Chinnici per Diego Alario, palla sul secondo, palo 2 volte, Russo è molto bravo perché riesce a fare sbattere il pallone sul piede del numero 21. Dunque rimessa tra le per l'oratorio. Poi Catanzaro che dice in una bocca alle finte, sarà rimessa tra le, ma c'è ancora tempo per giocare, forse fino al 32 a questo punto. Giù si continua, Chinnici Russo dà il pallone. Vivarelli va verso il centro del campo, buona la giocata, viene fermato all'ultimo, Russo apparecchia per Catanzaro, molto largo e profondo, cerca il passaggio, Calì la tiene in campo, anzi no, calcio d'angolo. Minuto 32, probabilmente l'ultima occasione di questa partita, con Catanzaro che forse chiama uno schema, Culotta cerca ancora il passaggio di ritorno, ma va bene così, finisce il primo tempo, risultato di 1-3 tra Palermo Futsal Club e Oratorio San Vincenzo. Noi come sempre vi diciamo di rimanere connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo!
Con Mister Isgro, come si può intravedere dalla maglietta, Serie B, ce l'avete fatta? Ma sì, ce l'abbiamo fatta e sono molto contento dopo un'annata molto faticosa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E noi ci credevamo pure quando avevamo 7 punti di differenza dalla prima, ci credevamo, quindi il gruppo fa sempre la differenza, perché quando si vincono dei campionati così non è certo la mano dell'allenatore che si vincono questi campionati, anche una cosa all'interno del gruppo, i ragazzi erano uno per l'altro, quindi da lì poi anche io come allenatore lavori anche meglio, quindi adesso ci godiamo questa vittoria e speriamo che in futuro continueremo a vincere. Ovviamente potevano esserci 2 risultati, o vittoria o pareggio. Non è arrivata la vittoria, è arrivato un pareggio, però questa sfida corona appunto tutto quello che è stato il vostro percorso durante questa stagione. Come ha detto la lei, avete fatto una stagione con difficoltà, ma siamo stati bravi a recuperare. Per la partita di oggi ti posso dire che noi siamo arrivati un pochettino scarichi, non so perché, infatti anche io che abbiamo esultato ho parlato con i ragazzi, non lo so quello che avevano, o forse sembrava che già avevano vinto tutte cose. Poi in un campo pure difficile dove non si poteva controllare una palla, dove il pallone scivolava sempre, quindi alla fine quando mancavano 30 secondi, 40 secondi abbiamo deciso di tenere il possesso della palla e non rischiare, perché eravamo pure sempre a 5 palle, quindi a volte uno si deve pure accontentare. merito anche degli avversari, perché facciamo i complimenti a questa società di giovani che ha fatto davvero un'ottima partita contro voi. Ma secondo lei ha potuto giocare un po' l'emotività in questa partita, quindi l'adrenalina di poter raggiungere appunto questo risultato, e quindi anche in campo magari l'emotività è uscita fuori da questi giocatori che sognavano da tutte queste partite la Serie B? Sì, no, motivati. Ovviamente quando giochi una partita di questa, anche se giochi con l'ultima in classifica, se non hai una motivazione rischi di fare brutte figure. Poi capita le giornate storte, che oggi non abbiamo giocato bene come sappiamo giocare noi, capita il campo e rischi di perdere la partita, quindi i miei ragazzi sono stati grandi e li ringrazierò sempre. Però adesso spazio ai festeggiamenti, appunto sentiamo dagli spogliatoi i cori dei ragazzi. Ovviamente è lecita la domanda farla, ma già si sa, è scontata. L'emozione che si è provata a fine partita, che vedrete appunto nei nostri canali di Sportisili, è tantissima. Ma sai bene che questi festeggiamenti è il frutto di una stagione, di un'annata, di tanti allenamenti, di lasciare le proprie mogli a casa da sole, quindi quando poi raggiungi un obiettivo è giusto gioire così, è giusto. Come appunto dicevo al direttore generale Riccardo Scardina, merito dei ragazzi, ma merito di una società, merito di un allenatore che, anche se è arrivato a metà percorso, è stradato sempre più questa squadra verso risultati sempre positivi, che i risultati l'hanno dimostrato. Sì, però ti dico io una cosa, quando sono entrato dentro lo spogliatoio, la prima cosa che ho detto ai ragazzi è stata io in questa squadra non voglio responsabile, quindi ho detto se perdiamo una partita io non me ne assumo solo le responsabilità, ma le responsabilità ce le assumiamo tutti. Se si vince una partita è la stessa cosa, non è l'allenatore che ha vinto perché è bravo, no, siamo bravi tutti, quindi quando si perde, nel mio DNA, quando si perde non si deve trovare un colpevole, si deve soltanto lavorare, come abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto qualche passo falso ma non si è trovato un colpevole, e non ci sarà un colpevole perché poi abbiamo dimostrato che il valore che abbiamo e si è visto alla fine. Solo le grandi squadre possono vincere dei campionati impossibili, perché a 5 giornate alla fine avevamo 7 punti di svantaggio, quindi squadre che ci hanno aiutato, che hanno fermato l'Alcamo è una squadra veramente attrezzata con degli stranieri che gli fanno la differenza, però ho detto noi siamo un gruppo e il gruppo per me è la forza di una squadra. Un'ultima domanda, prospettiva appunto per il futuro, si farà la Serie B, secondo lei appunto mister come può aiutare la squadra, così ovviamente come ha sempre fatto, ma cosa ci vuole in più per affrontare una stagione così come appunto
la Serie B, perché è un campionato tosto ovviamente. Sì, però ti dico, ma intanto festeggiamo perché la cosa più importante oggi e festeggeremo la prossima settimana che avremo una cena, quindi dobbiamo soltanto aspettare. Al momento si vedrà. Poi si vedrà. Poi, come ti dico io, questa squadra per me è pronta per giocare in Serie B e con qualche innesto possiamo veramente fare un bel campionato, secondo me, perché è una squadra che ad oggi può giocare in Serie B anche. È arrivato il saluto anche dal direttore generale e possiamo chiudere così l'intervista. Ma loro più precisi, più squadra, più pronti a una partita del genere, perché questo era un po' uno scontro diretto da dentro fuori per il round scudetto. Devo dire che a noi è mancata la continuità di giocare partite di questo livello, perché abbiamo giocato solamente nell'ultimo mese 2 partite, una contro Recco, che è una partita che non esiste, e l'altra contro il Savona, dove eravamo senza Davide, che ha ricevuto un colpo che per noi è fondamentale, e senza Wooded. Quindi questa è la prima partita che facciamo dopo 4 mesi senza giocare tutti insieme, una partita. Siamo tornati in live intanto per commentare questo secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e Oratorio San Vincenzo, risultato di 1-3. Come potete benissimo vedere, si nota in campo subito Capitalla Fiura, Sujon, Chinnici, Scozzari e poi Calì. Dall'altra parte invece vediamo Russo, Di Mariano, Cangemi, La Grassa e tra i pali Presti Giacomo. Fischio inizia anche il secondo tempo con la Fiora verso Chinnici e adesso chiamato in causa anche Sujon. Tacco. Pressione subito molto alta da parte dei biancazzurri. Sujon si appoggia verso la Fiura. Cangemi fa finta di andare, poi rimane lì la Fiura ancora. Scozzari. Chinnici di prima. Poi Russo la tocca. Palla riconquistata. Cangemi di testa su John, intercetta 2 volte, poi regala il possesso a Di Mariano che allarga molto bene per Russo che cerca il secondo palo, che ci tocca, poi la palla rimane ed è crampo per Russo, che dici sportivamente ha accompagnato il pallone fuori. Crampi quindi per Russo, uno dei migliori di questo momento, probabilmente forse anche il migliore in campo per la prestazione. Sempre molto attivo in ogni giocata, molto rapido, dribbling, fantasia, insomma un giocatore che sta facendo parlare tanto in questa stagione, suon di gol, ma anche soprattutto probabilmente per la qualità. Sempre un classe 2005, quindi comunque. Fuori lo stesso Russo, mister De Francesci non vuole rischiare nulla. Grazie ragazzi. Chinnici. Sujon. Chinnici 1-2 per Sujon, palla troppo profonda, non ci è arrivato il numero 8. Scivolata poi di Chinnici. Cangemi inizia un po' a perdere tempo. Infatti il signor Armanno dice al 20 alla prossima è giallo. Di Mariano. Esterno, Chinnici tocca, poi alza lo sguardo e serve Scozzari, sempre molto elegante, palla al piede. Scarica e poi taglia. Sujon. Il centro, Ludo. Scozzari. La palla. Palla incollata al piede, poi Sujon, e lui il centrale adesso. La Fiura spara alla porta, si vuole girare, serve Scozzari, ha tutto lo spazio per poter creare una giocata. Esterno, Sujon, palla di ritorno, la Fiura, guarda la porta, calcia col mancino, prende in pieno la Grassa e poi si riparte in contropiede con lo scatto in velocità. Chi dice lo fronteggia, poi si torna dietro. Copertura centrale. Cambia gioco molto bene qui l'Oratorio San Vincenzo, che va sul fondo con il destro, poi palla sul primo palo, quasi un colpo di testa da parte di Di Mariano con Calì che però blocca tutto, poi Sujon
La Fiura c'è sul secondo palo Chinnici, vediamo se lo serve, danza sul pallone destro-sinistro per Capitan La Fiura, poi Scozzari che prova a rientrare, si appoggia, poi saggiamente torna da Chinnici, su John. Va sul destro e calcia, deviazione, palla in rimessa laterale. Poi la Fiora si sta allacciando gli scarpini e dunque gioco fermo, scarpe anche per Di Mariano che ne approfitta. Su John, palla alta per Chinnici che la controlla adesso, va sul mancino, lo vuole sfidare lì, poi ottimo a non farlo passare. Chinnici, non arriva il taglio di La Fiura, c'è il passaggio su John, palla ancora in mezzo, Scozzari sta arrivando, poi mette una pezza di Mariano, calcio d'angolo. Dunque azione offensiva per i rosanero che stanno cercando di assediare la difesa avversaria. In 4 minuti però non ci sono state le occasioni da gol. La Fiora calcia molto male però. Cangemi, palla centrale, geniale per Di Mariano che incrocia male però con Chinnici che era forse un po' in ritardo, bisogna capire. Nel frattempo Cangemi anticipa su John, buono qui il suo intervento. Di Mariano il taglio, la grazia, palo gol ed è 1-4 il risultato adesso. Brutta prestazione al momento per i rosanero, sono sotto di 3 gol contro un ottimo Oratorio San Vincenzo invece che si trova sopra con il risultato di 1-4. Sicuramente non una buona notizia anche in vista dei prossimi impegni di Coppa. Su John rientra, finta, destro-sinistro, si ferma, calcio di punizione, fallo. Poi la Fiura nel frattempo contropiede, però dovrebbe essere cartellino giallo. Dovrebbe essere... Poi Calì molto arrabbiato. Molto arrabbiato qui Calì, dicendo i pugni di dietro, ma chiaramente eravamo con lo sguardo rivolto verso il pallone. Nel frattempo si stanno cercando di chiarire. C'è qualche cosa perché si parla sicuramente di distanza automatica, quella chiaramente deve essere di 1 metro, deve essere data, e nella misura in cui non dovesse essere data, in quel caso se un giocatore si intercetta quel pallone si mettendosi davanti sarebbe un giallo, però Tegara non l'ha fatto, quindi non... sto cercando di capire. Nel frattempo Di Mariano restituisce il pallone. Chinnici, c'è il taglio di Scozzari, lui invece sceglie il piede sinistro, c'è la Fiura in mezzo, viene servito, Cangemi la sporca, poi su John, Scozzari vuole il passaggio di ritorno, si lotta sulla linea di fondo con Scozzari che ruba il pallone. La Fiura, Chinnici, c'è Scozzari che è l'ultimo uomo ma non viene servito, si torna però da Capitan La Fiura che vuole il dribbling di Mariano, lo ferma, calcio di punizione. Questa volta chiama la distanza, prende fuori Scozzari dentro Bilitteri, questo è il cambio. Calcio di punizione, Di Mariano dice di non aver commesso fallo. Il Tegara invece ha deciso così.
addirittura sul punto di battuta, vediamo se calcia, probabilmente sì, da lì. Nel tempo su John... Mister, lo sto facendo uscire perché un po' di essere così. Stiamo facendo. Peppe, vieni qua, Peppe, devi venire, Peppe, Gaetano entra. Peppe, vieni. Cambio con Catanzaro. La Fiura calcia verso la porta, prova a piazzarla sul secondo palo, non la tocca però nessuno. Dunque rimessa al fondo con Preste Giacomo, che si era comunque gettato bene sul palo lontano. Catanzaro su John riesce a tamponarlo, poi Billetteri a 1000. Billetteri può essere un uomo importante, soprattutto per questo fine campionato. Un giocatore che ha tanto da dimostrare, la qualità chiaramente c'è. Chissà che magari abbia qualche cartuccia ancora da giocare. Poi Di Mariano 1-5 risultato, arriva sul secondo palo dopo la grande palla del compagno. Immanita dunque per l'Oratorio San Vincenzo alle minuto 39 40 secondi, dunque mancano 20 minuti. Su John Chinnici, nel dribbling su Di Mariano, prova a illuminare la giocata. Chinnici rientra, poi buona quel contrasto, poi scontro con Billetteri. Non prova, ha dovuto lanciarsi, ma se l'è buttata fuori. La Fiura su John, la doccia freddissima su John col mancino sotto l'incrocio. Che gol, 2-5. Ha messa lì dove presi il gioco, non poteva mai arrivare. Che gol di Sujan, 2-5, minuto e 40 e 30 secondi. Un altro cambio con Luca Di Benedetto, che adesso agirà come pivot. Poi palla fuori, non riesce a controllare Cangemira. Girato, non poteva fare nulla in quel caso. Billetteri lotta, poi sbaglia, pallone che viene direttamente gettato in avanti. Chinnici su Gian, si può girare, lo fa adesso molto bene per Billetteri che cerca il secondo palo. Buono poi invece il contrasto, anzi l'intercetto da parte di Ricco Bono, è entrato anche lui il secondo tempo. Su Gian, destro, sinistro, può calciare su Gian, palla fuori, non ha preso la porta, però ha trovato forse una deviazione. Non sembrava da qui forse. Su John, danza, calcia con il destro e poi Prestigio come in due tempi. In Bagher quasi a prenderla, poi il controllo non pulitissimo, poi la porta fuori. È riuscito anche in realtà a giocarla meglio qui Di Benedetto, ha fatto un controllo non ottimale, poi in realtà sarebbe pure trovata tra i piedi. Chinnici per Sujan, sbaglia tutto qui Chinnici, un errore non da lui. Cangemi ha capito tutto in anticipo, poi c'è il taglio del compagno dall'altra parte, vuole il dribbling, commette fallo Billetteri, calcio di punizione. Ed è calcio di punizione, vediamo cosa regalerà la squadra di mister De Francisci, se uno schemo, se magari una conclusione diretta verso la porta. Nel frattempo invece si sta riscaldando Leto, che non stava giocando una brutta gara, anzi tutt'altro. Qualcun altro. C'è Ricco Bono vicino a lui. Catanzaro Di Benedetto invece schierati lì davanti, però forse è uno schema per la conclusione. La palla è passata e trova anche il 2-6 Ricco Bono. Un po' incredulo la difesa rosanero, non si aspettava forse questo tiro o comunque questo tipo di conclusione, e di 2-6 il risultato. Dai. Sul primo palo qui Calì. Chinnici
Esce tutto Catanzaro, buono qui con il tacco, poi a girarsi, Chinnici non tocca il pallone, poi Di Benedetto prova a tenerla in campo, non ci riesce. Lì per Chinnici. Viene pressato molto alto da Di Benedetto. Chinnici alla meglio, nasconde il pallone 2 volte, anche 3 volte, poi a centrale c'è il taglio di Billetteri, non vuole rischiare il passaggio, serve su John. Frattempo dentro Leto, fuori la Fiura, dunque senza attaccanti adesso si gioca con 4 giocatori molto tecnici e anche rapidi. Catanzaro, palla allontanata, giustamente però la panchina si gioca con il quinto nel frattempo con la Fiora, quindi non è uscito, tanto giallo per Catanzaro. Stavamo guardando l'ingresso di La Fiura, si gioca con il quinto uomo, 2-6 risultato. Billittieri per La Fiura, intanto mister De Francisci chiama un time out. La Fiura, Chinnici, La Fiura ancora, parecchia per Billittieri, non era una brutta palla, anzi, però è time out, infatti l'aveva chiamato mister De Francisci. Dunque 2-6 il risultato, minuto 44 di gioco, una disfatta al momento per la squadra rosanero che si trova sotto nel risultato contro un ottimo Oratorio San Vincenzo. Forse decisivo il secondo tempo, probabilmente, perché è vero che sono arrivati 3 gol nel primo e 3 gol nel secondo, però forse quello che ha fatto la differenza è stato maggiormente l'atteggiamento del secondo tempo, con Palermo forse un po' troppo superficiale in alcune giocate. L'Oratorio invece ha colpito con potenza. Dunque il risultato al momento sorride agli ospiti. Mancano ancora però 15 minuti, c'è tutto il tempo per cambiare il risultato. Il mister Gentile sta parlando attentamente con i suoi ragazzi, non è contento probabilmente quella che è stata la partita, forse l'atteggiamento un po' troppo leggero da parte dei suoi. Si torna in campo, quindi Leto, Chinnici, Billittieri, Sujon e Calì, ma chiaramente il quinto uomo poi verrà fatto dalla Fiura, quindi probabilmente verrà inserito in campo. Cangemi in mezzo a 2, Billittieri, Chinnici, si continua, tutto regolare, Sujon, calcia! Presti Giacomo, fa un grande intervento. Billittieri, La Fiura, Chinnici, La Fiura, si gioca con il quinto uomo, c'è l'inserimento di Leto, poi ci ha ripensato, ancora La Fiura, sempre Chinnici, La Fiura, vediamo se cerca il secondo palo, palla rimane lì su John, la deviazione, doppietta personale per il numero 8, fa 3-6. Ragazzi, avete posti dei punti, avete solo una. 3-6 il risultato. Minuto 47, fischietto in bocca del signor Armando, ma ancora c'è da giocare tanto. Sono 13 minuti, ma qualcosa da recuperare chiaramente ci sarà per i time out e per il gioco fermo. Intanto ho letto Billittieri, La Fiura, si torna con il quinto uomo, Chinnici, ha portato bene in precedenza al Palermo. Vediamo se adesso Chinnici e La Fiura scambiano i due, Billittieri è solo, potrebbe cercare i compagni, cerca con la punta, sbaglia tutto Billittieri, poi cerca la porta, che non viene trovata però da Catanzaro, che ha fatto però benissimo a calciare. La Fiora batte rapidamente verso Chinnici, adesso ci immaginiamo i due scambiarsi il pallone di continuo, infatti è così come anche in precedenza. Chinnici, La Fiura, quasi una filastrocca, c'è Billittieri molto largo, Chinnici, ancora La Fiura, quello ancora il mancino, numero 10, La Fiura, su John, si inserisce e poi trova una deviazione.
La Fiura. Chinnici, la Fiura sbaglia il tocco verso Sujan. Poi l'esperienza guadagna qualche secondo oratorio. Tanto Chinnici intercetta, molto bravo. Qui c'è l'Argoletto che viene servito. Adesso secondo palo, prende ancora Presti Giacomo. Poi Chinnici apparecchia per Bellitteri che può calciare. Cangemi respinge, si sostituisce a Presti Giacomo che probabilmente avrebbe preso anche questa, che sembrava in posizione. Sujan, la Fiura. Stai largo, Chinnici. Sujan, palla imbucata, Leto apparecchia per Bellitteri che scarica per la Fiura che cerca il secondo palo, prende ancora in pieno la difesa avversaria ed è ancora calcio d'angolo. Forse Bellitteri poteva anche servire Leto in realtà. Sujan con il destro, Presti Giacomo, una sfida personale tra i due. Per Sujan 4 gol all'andata, 2 al ritorno, non male. Poi Chinnici cerca ancora una conclusione, viene fermato, poi Bellitteri si infila per cercare di trovare il possesso ma non riesce a trovarlo. Poi la Fiura riconquista, c'è largo Chinnici, invece trova Bellitteri. Sujan, c'era forse la possibilità di calciare, Sujan ancora col mancino, poi con il petto Bellitteri trova ancora la Fiura, cambia tutto per Chinnici. Capitan la Fiura a secco quest'oggi. Bellitteri, la Fiura cerca forse una conclusione, poi ci ripensa. Bellitteri, la Fiura, Chinnici, c'è ancora largo al centro, largo Bellitteri al centro, invece la Fiura. Chinnici, azione insistita con la Fiura che la tocca, sporca lì per Bellitteri, poteva forse trovare qualcosa di migliore, poi la Fiura calcia, deviazione, calcio d'angolo. Minuto 50 di gioco, dentro anche Russo che è uscito per crampi ma si è ripreso. Questa è una grande notizia chiaramente. La Fiura, Bellitteri per Sujan, Leto e Presti Giacomo chiude ancora la porta, una saracinesca quest'oggi. Così non possiamo giocare, signore. Chinnici. Come te. Ci confondiamo. No, signore. Si rifà il quinto uomo. Signore. Ma come no? Siamo venuti su La di te, Fiura. vedi, oh. È uguale. È uguale. Chinnici. Poi Bellitteri, spazio ancora verso la Fiura. Bellitteri c'è sul secondo palo, Leto non viene però servito. Poi Bellitteri, Russo allo spazio, poter calciare, salta Chinnici, poi cerca la porta, la Fiura la blocca quasi. Poi Russo e sbaglia porta vuota. Signore, non puoi giocare col giallo. Non lo puoi dire, io potevo essere pure nero e non lo tutti neri. Sono problemi logici. E poi signor Manno, c'è che problema forse è rosso per Di Mariano intanto. Rosso per Di Mariano per aver utilizzato una frase un po' colorita, diciamo, nei confronti del direttore di gara. Minuto 52 di gioco intanto. Mancano 8 minuti più recupero, ma c'è stato anche un time out chiamato dalla squadra ospite. Dunque almeno sono 9 più qualcosina da recuperare, quindi crediamo almeno una decina di minuti. Ehi, oh! Porca puttana, oh. Sarà rimessa laterale intanto. Sali, Billy! Chinnici, nel frattempo cambio di casacca per la Fiura. Bellitteri, la Fiura, ancora Bellitteri, si torna sempre dal capitano, poi palla a sinistra da Chinnici, su Jones, in pressione la difesa, la Fiura,
C'è Catanzaro adesso che cerca di pressare Chinnici, anche Russo invece sulla Fiura, c'è largo Billitteri, esce Cangemi, poi la Fiora calcia! Non era una brutta conclusione quella di capitare la Fiora, palla fuori. Ma Prestigiacomo comunque sembrava in posizione. Prestigiacomo cerca Catanzaro per l'anticipo di Chinnici. Catanzaro rischia su Chinnici che infatti gli ruba il pallone, poi cambia gioco senza vedere per letto di testa in due Russo, questa volta fa una buonissima giocata, poi si allunga un po' il pallone, un po' sfortunato quel 10, ha fatto una buona chiusura su John, c'è la Fiora molto largo, Chinnici, Billitteri, la Fiora, poi sbaglia il passaggio verso Chinnici. Cangemi. Mezzo a due poi con l'esterno voleva il passaggio sul Russo, effettivamente doveva probabilmente prendere il campo, invece è rimasto vicino a lui. Il passaggio infatti poi è terminato fuori, ma in questo caso l'errore di Russo. Billitteri cerca ancora in mezzo, Leto si gira, attacco! E palla fuori, non di molto. Poi si tocca all'altezza del processo xifoideo in questo caso, Leto. Giacomo prende il pallone. Ricco Bono, poi di un gol, attacca molto alto Chinnici, non è fallo, Chinnici cerca il passaggio in mezzo, Ricco Bono mette una pezza, Catanzaro aveva un calcio di punizione, non è stato accontentato però dal diretto di gara, poi Billitteri, la Fiura, vuole la sovrapposizione del numero 4 che arriva adesso, la Fiura su John, la Fiura per Billitteri, sbaglia il passaggio anche capitano la Fiora però. Un po' contrariato mister Gentile quest'oggi, credo che abbia tutte le ragioni del mondo, non una gara brillante da parte della sua ciurma. Catanzaro sbaglia il passaggio verso Cangemi, poi su John si prende il pallone, vuole battere, lui l'ha rimessa, ha letto, indica il passaggio, la Fiura, Billitteri, ancora la Fiura, c'è largo Chinnici, largo anche su John, scivola nel frattempo Catanzaro, poi palla apparecchiata per la Fiora che calcia, palla ancora intercettata, minuto 56, calcio d'angolo, Billitteri, la Fiura, va sul mancino, poteva anche calciare forse, poi Chinnici e ancora la Fiura, Billitteri, c'è Leto in mezzo, Chinnici, la Fiura, Billitteri, ancora la Fiura, c'è largo Leto, centralmente, sbaglia il passaggio, poi Russo può cercare la porta, ancora la Fiora. Entra Calline, fa tempo, calcio! E Russo chiude la partita, 3-7, sulta con la prima porzione di pubblico. Alle minuto 56 e 40 secondi la partita ha preso ormai una deriva complicata per il rosanero. Gol di Russo, che gol tra l'altro. Giuseppe! Michele! Gli fai fare la doccia! Quando dai recupero. Chinnici, la Fiora, Chinnici su John, poi cerca con la punta il passaggio in mezzo, deviazione, sta in campo anche Cortigiano nel frattempo per gli ultimissimi minuti. Billitteri, poi la Fiora con la punta trova Cortigiano, su John va giù, viene aiutato, la Fiora, Billitteri cerca il tiro, respinge Prestigiacomo, poi Chinnici, ancora la Fiora, Billitteri,
La Fiura. Vito, cambia lato con Lorenzo, mettetevi pronti per il tiro. Billitteri, la Fiura, calcio di potenza, palla troppo alta, centrale. Rientra in campo Calì nel frattempo. L'ultima tu puoi venire. L'ultima tu puoi venire. Poi Billitteri di testa, la tocca, la sporca. Palla alta per Sujon, l'anticipo di Kangemi, poi nasconde il pallone Sujon, vuole rientrare Sujon ancora in mezzo a due, cerca di tenerla in campo fino all'ultimo, non riesce. Non mi interessa che ti fai male. Kangemi, Billitteri dopo il contrasto di Chinnici. Chinnici, la Fiura, Chinnici, c'è largo Sujon, vediamo se pesca i compagni in mezzo. Chinnici ancora, Sujon, la Fiura, Chinnici, non se calcia adesso, poi Leto la toglie dalla porta. Presi Giacomo cerca anche la gloria personale, prende con l'esterno, buona la personalità, un po' meno invece il tiro. Fuori Leto, dentro Vivarelli negli ultimissimi istanti, manca veramente poco, tutto ormai in ghiaccio. Sujon alza il pallone per Vivarelli, testa Cortigiano, allunga in rimessa laterale Vivarelli, la Fiura. Chinnici, Sujon la tiene in campo, Sujon calcia, Chinnici la tiene anche in campo, poi scarica su Vivarelli, Sujon guarda la porta e prende forse anche il palo probabilmente. 3 minuti di recupero per il direttore di gara, rientra in porta nel frattempo Calì, prende il posto di La Fiura. Russo con Vivarelli, lottano i due, poi si continua ancora la lotta con Sujon, palla che rimane lì e Vivarelli torna dietro da Chinnici. Vivarelli, poi va giù, forse giallo per Russo, vediamo. Dentro la grassa, Chinnici per Vivarelli, mancino, Chinnici cerca di nascondere il pallone ma non riesce, poi la grassa con l'esterno, quasi un assist forse per Catanzaro. Scambiano Vivarelli e Sujon nel frattempo, con Vivarelli più vicino alla porta, Sujon invece dietro, c'è il pallone, Chinnici, Sujon trova la Fiura, vediamo se calcia con la punta, non benissimo. È vicinissima la seconda sconfitta stagionale per i rosanero, entrambe in casa. Un dato questo, Sujon intanto l'ultimo a mollare per intensità e grinta. Vivarelli vuole le finte. Occhio dietro, dai! Cambia gioco, Chinnici. Minuto 62, manca un minuto alla fine del match. Vediamo chi saluterà il Tocia come ultimo gol rosanero. Ci sarà spazio chiaramente. Vediamo infatti l'ultima di campionato contro lo Sparta Palermo, si giocherà venerdì sera in trasferta, dunque finito qui al Tocia la stagione per il Palermo Futsal. Chinnici sbaglia il passaggio anche lui, mancano 30 secondi, potrebbe approdare a quota, anzi senza potrebbe, approda a quota 23 punti in classifica contro San Vincenzo, che oggi vince con grande merito contro la capolista Palermo Futsal Club. Una grande partita, buona qui la sua giocata, poi Chinnici intercetta, c'è Sujon ma anche Vivarelli allontana Cortigiano, qui spazza con tutta la forza in corpo
Mancano 4 secondi, 3 secondi, forse è l'ultima occasione, vediamo, fischietto in bocca, Tipice fischio e vince la San Vincenzo, 3-7 risultato contro un Palermo Futsal decisamente da rivedere. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia come sempre, come in ogni partita di questa stagione, qui al Tocia. Da Marco Gendoso è tutto, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima.